Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Antonino, a te la linea. Caro Andrea, grazie, buon lavoro a te, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi, sabato 21 settembre dell'anno del Signore 2024, il primo giorno d'autunno, ladies and gentlemen. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net che, come sapete, non è più soltanto un sito sul quale vi potete informare sulla radio, su chi siamo, su come ci potete sostenere e così via, ma radiolibertà.net è anche diventato un quotidiano online, per cui su questo bel quotidiano online voi potete trovare, per esempio, gli editoriali del nostro direttore responsabile, Giovanni Sallusti, che avete appena ascoltato con il suo Liberamente. Potete trovare, per esempio, i giornali visti e commentati da Giulio Cainarca. Potete trovare ancora Vittorio Feltri, sempre in splendida forma, le firmissime e per finire le videopillole dei programmi di questa emittente. Benissimo, allora noi cominciamo subito la nostra puntata perché al telefono io ho il presidente del GAS, Gruppo Alfisti Salernitani, nonché presidente del club Araba Phoenix di Battipaglia, egli è Walter Marano e oggi si parla di Giulietta. Buongiorno. Buongiorno direttore, che piacere sentirla. Il piacere è tutto mio, caro Walter. Allora, 70 anni della Giulietta e mi pare che ce ne sia una arrivata in scuderia a Casa Marano, o sbaglio? Sì, una bellissima Momento che non ti si sente bene, spostati dove c'è segnale. Vediamo un po' se riusciamo a recuperarlo. Perché ecco, adesso sì, stavamo dicendo di Giulietta. Sì, allora le dicevo, una bellissima Giulietta Spider del 1962, arrivata da circa un mese in scuderia. Che meraviglia. E allora com'è quest'opera d'arte? Allora è un bellissimo esemplare munito di hardtop colore della carrozzia, dei cerchi borrani da 15 messi e montati dal vecchio proprietario, un bellissimo volante Nardi in radica. Diciamo che è un gioiellino veramente molto bella, verrà presentata questa sera nella manifestazione che stiamo organizzando per il 70° anniversario della Giulietta, insieme a lei altri 12 esemplari tra Spider, Sprint e berline. Sarà un evento molto, molto bello. Ecco, appunto, dov'è che si terrà questo evento allora? Allora, questo evento si terrà nel comune di Oliveto Citra, nel Salernitano, e abbiamo invitato un po' tutti, diciamo, gli appassionati del modello delle zone, insomma, del Salernitano e comunque di tutta la Campania per manifestare questo bellissimo evento, perché credo che dopo Arese e RIAR non ce ne sono stati altri club come il nostro che abbiano organizzato un evento del genere, perché chiaramente mettere insieme 12-13 esemplari di questo modello non è semplice, perché non è una macchina comune a tutti, insomma. Dunque abbiamo anche trovato un po' di difficoltà nel reperirle e nell'invitare i proprietari a venire a fare questo evento. Abbiamo avuto le conferme, sarà un evento molto molto bello, avremo le televisioni che ci supporteranno, faremo una visita prima in un detailing molto importante qua della zona che si chiama Marco Sarro,
lavora spesso anche con Cironi, ha lavorato anche spesso con Cironi. Sì. Poi faremo una bellissima esposizione nella piazza Monumento del comune, dove faremo vedere le auto alla popolazione. Nel contesto è stato montato un piccolo palchetto dove praticamente proietteremo un video che è stato realizzato dal nostro responsabile media, Miro Sarluca, e sarà presente anche l'avvocato Vincenzo Rio, che è un esperto di modello, che spiegherà un po' la storia della Giulietta, quali sono i primi progetti, da dove prende piede, insomma, quelli che sono un po' i gossip dell'epoca. Immagina, direttore, che proietteremo questo video nella piazza con tutta la popolazione che ci guarderà, ci saranno delle sedie, ci saranno le autorità, sarà veramente un bellissimo evento, non è un classico raduno di auto d'epoca, qui veramente è una serata dedicata a lei. Per chi non sa, non la conosce, gli spiegheremo che cos'è stata e che cos'è adesso ancora la Giulietta. Che meraviglia, questo è quello che i club dovrebbero fare in questo paese, anziché stare a fare delle discussioni settaristiche inutili su cosa sia una vera alfa, cosa non lo sia, prima, dopo, durante, eccetera, eccetera, eccetera. Polemiche delle quali non ce n'è mai fregato niente, già che c'eravamo. Walter, in tutto questo, diciamo così, che senso ha una Giulietta 70 anni dopo? Allora, una Giulietta 70 anni dopo significa la storia, il blasone, significa che cosa eravamo capaci di fare 70 anni fa e che per 70 anni ancora, quando gira una Giulietta, la gente si volta a guardarla. Significa che abbiamo costruito cose grandiose, eravamo i leader incontrastati in questo mercato, non tutti ci potevano guardare. Io mi auspico che prossimamente qualcuno che abbia in gloria questo marchio faccia qualcosa per far rivivere di nuovo i vecchi fasti. Noi non ci aspettiamo di diventare quelli che eravamo negli anni 50, negli anni 60, quando è uscita la Giulietta, la famosa fidanzata d'Italia, ma che comunque questo logo e questo marchio venga sempre portato, diciamo, in testa a quelle che erano le classifiche dove ci vedevano sempre ai primi posti, sia nel mondo sportivo che nel mondo delle storiche. Questo è il mio auspicio, noi ce la mettiamo tutta perché ci crediamo, forse siamo solo dei nostalgici, ma va bene così, per noi va bene così. Poi chi vivrà vedrà, direttore. Questo è poco ma sicuro. L'importante, vedi, nella vita è non dimenticare mai chi sei, da dove vieni e cosa devi fare. E quell'automobile ci aiuta a ricordare, aiuta tutti gli italiani a ricordare chi siano, da dove vengano e che cosa debbano fare, perché non è soltanto la bellezza dell'automobile in sé, la scabra bellezza dell'automobile o della meccanica, è anche tutto un coacervo di cultura, tutto un coacervo di costume, di storia, che noi non dobbiamo dimenticare, perché quest'auto è arrivata nel 1954, la guerra era finita da appena 9 anni, eppure l'Italia si stava rimettendo in piedi e si è rimessa in piedi anche grazie a questo sogno, alla capacità di sperare nell'ideare qualcosa di nuovo, di bello, di utile e nel riportare il nome dell'Italia avanti e in alto anche grazie a opere così. Quindi io ho un grande affetto per quello che fate e soprattutto mi complimento davvero per la scelta che hai fatto, anche perché era giusto ricordare la fidanzata d'Italia, come venne chiamata quando venne messa in produzione dall'Alfa Romeo. Tra l'altro ricordiamo ai nostri ascoltatori che la Giulietta non nasce come vettura per famiglia, ma nasce prima la Sprint, perché la coupé era la prima, era già pronta, è stata la prima macchina che sono riusciti a completare e che hanno messo in vendita. Quando venne presentata, ora non ricordo se fosse il Salone di Torino o quel che era, in un attimo polverizzò le prenotazioni, tant'è vero che bisognava aspettare anche più di fino a 6 mesi per averne una.
E con questa Confermo. l'Alfa Romeo si è avviata verso l'industrializzazione, verso i grandi numeri, perché fino ad allora sì, c'era l'Alfone 1009, ma era una produzione al portello che sostanzialmente era ancora tutta fatta a mano. Poi gradualmente è cominciata la produzione di massa. Walter, che programmi avete adesso? Perché chiaramente oggi è cominciato l'autunno, ma mica si alfisti solo d'estate. No, assolutamente, il cuore batte a 360 gradi e per tutto l'anno. Noi adesso facciamo questo bellissimo evento, siamo poi proiettati al 6 ottobre, dove faremo un evento molto bello con ACI Storico, perché il club storico Araba Phoenix, direttore, come sai, è affiliato ad ACI Storico Nazionale, per cui faremo un'altra bellissima manifestazione che si chiama Ruote nella Storia, che gira in tutta Italia questo evento. Noi porteremo le nostre macchine nel Cilento quest'anno, faremo il tour del Cilento con Ruote nella Storia. Dunque faremo un altro grandissimo evento supportati dall'ACI Automobile Club Italia di Salerno e chiaramente dell'ACI Storico Nazionale. Certo, e questa mi sembra anche un'ottima iniziativa. Visto che ora le strade cominciano pian piano a vedere la luce che viene giù prima, il tempo non è più buono, che si fa? La storica finisce dentro il garage sotto la copertina oppure? Assolutamente no, io sulla mia Giulietta ho montato l'hardtop, per cui per me camminerà tutti i 365 giorni, per cui il mio non è assolutamente un problema. Anche i miei più vicini collaboratori adottano la nostra stessa tecnica, quella di uscire tutto l'anno, tant'è che ogni mese noi mediamente siamo fuori con le nostre storiche, dunque venisse anche il nubifragio, noi usciamo perché diciamo che in questo caso il veicolo, il mezzo è il motivo per poter uscire e stare insieme. Diciamo che abbiniamo il veicolo storico con la voglia di stare insieme. Facciamo l'utile, il dilettevole, non scontentiamo nessuno, le famiglie sono contente, vengono con noi, abbiamo mogli, figli che ci seguono, perché poi voglio dire è importante non abbandonare quelli che sono i vincoli familiari per dedicarli solo alle autovetture, altrimenti poi bisogna poi fare i conti con moglie e figli, insomma. Dunque abbinando le cose, portandoli a vedere un museo, portandoli a vedere un parco giochi, un qualsiasi cosa che possa attrarre l'attenzione, oltre che di noi appassionati, ovvero che ne so, a guardare motori e macchine, tu gli fai vedere anche un museo, gli porti a vedere un posto bellissimo e allora riesci ad abbinare entrambe le cose. Certo, sicuramente. Walter, diamo qualche consiglio ai nostri ascoltatori, visto che cominciando comunque la stagione autunnale ci vorrà qualche precauzione in più o qualche controllo in più sulle nostre Alfa storiche e non. Cosa suggeriresti di tenere d'occhio? Assolutamente le gomme, verificare lo stato dei pneumatici e verificare se sono ancora adatti al tipo di strada che andiamo ad affrontare, verifichiamo lo spessore, verifichiamo la qualità del pneumatico, la cosa più importante. Non facciamo mai mancare dentro i motori il liquido antigelo, verifichiamo il liquido dei freni e andiamo sempre, perché le auto sono state fatte per usarle, non per tenerle in garage sotto la copertina. Esattamente, che è la cosa più importante. Bene, bene. Senti, noi ci vediamo prossimamente, anche perché abbiamo ancora qualche malefatta da combinare dalle tue parti, per cui credo che avremo modo di vederci, non dico presto, ma ormai i tempi si stanno accorciando e quindi mi farà molto piacere rivedere te e tutti gli amici del gas e dell'Araba Phoenix Club di
Battipaglia. Grazie ancora del tuo tempo e grazie della tua disponibilità come sempre. Ancora complimenti per la Giulietta allora. Grazie, detto troppo gentile. Lei sa bene che quando viene qua, insomma, è dei nostri, per cui l'aspettiamo e ci faccia sapere al più presto quando deciderà, in modo da poterle anche organizzare una bella cosa, insomma, insieme, va bene? Grazie a voi come sempre, un grande abbraccio. In bocca al lupo, buona continuazione, grazie di tutto. Grazie ancora, grazie. Allora, bella gente, mi sembra che oggi abbiamo ascoltato un uomo veramente al settimo cielo, anche perché riuscire a portarsi in garage una Giulietta Spider è veramente una grande impresa. Io mi accontenterei anche di una berlina, anche una T, che peraltro una T bianca targata Palermo fu la prima Alfa Romeo che è entrata qui in famiglia nel lontano 1963, quindi la comprò papà, per cui sarebbe bello ritrovarne una. Chissà, è tutto nel libro dei sogni, ma bisogna avere dei sogni così lunghi, miei cari, da sognare fino a quando non si avvereranno, che è la cosa più importante. Orbene, si sono fatte le 9:57 minuti in questo momento, io direi che abbiamo raggiunto l'apice della nostra trasmissione, abbiamo fatto la nostra puntata anche oggi. Settimana prossima ci sarà, oggi non c'è stato perché ha avuto qualche intoppo, diciamo così, di salute, ma niente di grave, il nostro Alex Cereda, ma lo ritroveremo sabato prossimo perché ci potrebbe essere un ospite a sorpresa. State sintonizzati perché ne varrà sicuramente la pena. Allora, noi chiudiamo qua questa puntata di inizio autunno del Garage dell'Alfista. Vi ringrazio come sempre, appuntamento il 28 settembre, sempre sulle magiche onde di Radio Libertà, se avete voglia di continuare a seguire il magico mondo dell'Alfa Romeo, oppure lunedì alle 18:05 trattabili, Zoom torna alla sua naturale collocazione, cioè il drive time dalle 18 alle 20, e tornando nel drive time dalle 18 alle 20, ne ascolterete proprio delle belle. Per cui grazie a tutti voi e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato il Garage